Dall'inchiesta antimafia Xidi, che all'alba di ieri ha portato all'esecuzione, ad opera dei carabinieri del Rosso, di 22 su 23 fermi di indiziato di delitto, è emerso che Cosa Nostra e Stiglia, in provincia di Agrigento, hanno sancito una sorta di accordo di pace. Una pax precaria. Un nuovo dualismo era infatti all'orizzonte tra Cosa Nostra Canicattinese e Stiglia di Palma. Ne sono convinti i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Le due associazioni mafiose, storiche rivali e protagoniste di una notoria e sanguinosa sfida tra la metà degli anni '80 e quella degli anni '90, si trovano tuttora sul piede di guerra, scrivono i PM nel fermo. Le microspie del Rossa avevano infatti intercettato un dialogo tra Giancarlo Bugea e Luigi Bonocori, due dei fermati. Il primo, riportando il contenuto di un precedente incontro, aggiungeva che numerosi componenti della Stiglia, dopo aver scontato lunghi periodi di detenzione, avevano reclamato una fetta del lucroso affare, ricostruiscono i magistrati, minacciando una vera e propria guerra qualora ciò fosse stato negato. Nel corso del summit Bugea ricorda che si sono fatti 30 anni questi e sono usciti dopo 30 anni, dice. Noi dobbiamo campare. Non è meglio la pace per tutti? Tra gli stigiari individuati c'è Antonio Gallea, tornato in semilibertà dopo 25 anni scontati perché riconosciuto mandante dell'omicidio del giudice Rosario Livatino. Si erano nuovamente coalizzati, scrivono i PM, e reclamavano il loro spazio sul territorio, mostrandosi pronti a lottare per ottenere ciò che ritenevano spettasse loro. Nel corso del dialogo Bonocori ricorda inoltre che uno degli stigiari, Chiazza, aveva schiaffeggiato un sensale in relazione a una compravendita di uva del valore di 400.000 euro. Così manda tutti in galera lui, lo sai tu? Sono le parole di Bonocori. Hanno fatto 30 anni questi, e hanno uscito dopo 30 anni, non andiamo a campare, non è meglio la pace per tutti, io sono la pace, non si vuole che ci sia la pace, da domandare, non si vuole che la pace, a favore, a tutta la pace, no, però con la pace forse si può. Io conosco queste piazze. Ma non è piazza, c'è Gallea, c'è Amarello, c'è, come si chiama, San Lorenano, Santa chi lo va passando ora. Hanno fatto 30 anni, ne scendo, questi si andiamo a campare, vamo a fare cose sporche. La pace per tutti, ma la pace per seguire per mondo. Noi vogliamo la pace, perché è giusto, e andiamo a campare, un mezzo pane già così non potremmo fare, andiamo a fare. Come tutti. Hanno rispettato, non mi rappano la guerra, perché le guerre portano a Allora, hanno che hanno fatto tre, già non stanno. Da che no, a me tre volte me lo sparato, ma non si fa la vittoria e si sa. Ora no, io voglio che non abbiamo d'accordo e che sta così. Noi siamo morti e giù, e rispettiamo tutti, ma prima che ci vuole sicuro. io ci sono cose che servono la pace. Caso tu hai da parte della pace, qui che si cambia questa roba. Da parte mia di questo